Ma chi parla di scuola? Non è andato mai a scuola. La scuola va difesa, sempre, 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 anche durante la pandemia. 920 studenti. Già ne ho perso all'inizio dell'anno circa 80 studenti. Erano già quelli fragili, quelli che già non venivano. Significa togliere a queste realtà la possibilità del riscatto. Significa affidarli definitivamente all'altro Stato, che è potente, è forte, non ti lascia a scappo. La salute si preserva in tanti modi. Anche guardando quel ragazzo da quella finestra che ti dice: a scuola mi sentivo protetto.